Caro amico, ti scrivo, nasce da una lettera, un esercizio di italiano, la visita quasi a sorpresa del Premier Draghi alla scuola di Somma Campagna nel Veronese per rispondere alle domande contenute nella missiva. Qual è stata la risposta più bella del Premier ai ragazzi? È stata quando i ragazzi gli hanno chiesto se lui avesse mai dei dubbi nelle sue scelte. Lui si è mostrato molto umano, ha detto che sì, lui dubbi ce l'ha, che non è facile, ma che da solo non riuscirebbe a fare niente, ma anzi ha bisogno di tantissime persone intorno a lui che lo aiutino. Vogliono pace questi ragazzi? Vogliono la pace, vogliono tornare a una vita normale, vogliono essere ragazzi. I ragazzi sono informati sulle domande che il Presidente ha fatto, che i problemi ci sono perché si possano risolvere. È stato veramente un momento molto educativo per i miei ragazzi. In Veneto non c'è una scuola provinciale, ci sono tante scuole di provincia, questa è una scuola di provincia, ma è una scuola che dal punto di vista scolastico è al centro del sistema, ha ottimi risultati di apprendimento con le prove Invalsi, lavora sulla cittadinanza, lavora sulla ricerca educativa, è capofila di un progetto importantissimo che sta avendo proseliti anche a livello nazionale. Sì, posso confermare che il Presidente ha chiamato partendo da un presupposto, che voleva visitare questa scuola e dopodiché si sarebbe articolata questa visita durante questa mattinata. Direi che qui il modello è un modello rappresentativo, un 15% di ragazzi immigrati, un quasi 10% di ragazzi che hanno la 104, quindi con difficoltà, una perfetta integrazione, diciamo un'attività eroica nella formazione, un modello che ci piace. Una visita lampo conclusasi in un'azienda di Sant'Ambrogio di Valpolicella, dove Draghi ha avuto un colloquio di più di un'ora e mezza con il presidente del Veneto Luca Zaia. Prossime lettere a chi? Prossime lettere? Beh, direttamente a Mattarella direi.